Dopo l'uscita apertamente negazionista dell'Ampi di Rovigo sulla tragedia delle foibe, l'associazione Partigiani non manca di dire la sua anche a Venezia. Per Gianluigi Placella, presidente della sezione Sette Martiri, l'episodio storico non va negato ma contestualizzato. Per questo l'invito è ad annullare le proiezioni per le scuole del film Red Land Rosso Istria, organizzate dal Comune in occasione del Giorno del Ricordo. La pellicola racconta la storia di Norma Cossetto, studentessa italiana stuprata e uccisa nel 1943 dai partigiani jugoslavi. Il pericolo è che quando si decontestualizza, cioè quando si fissa con un flash un'immagine di un momento storico, si possono trascurare tutti i precedenti che spesso sono causa delle conseguenze successive del futuro. Purtroppo ogni anno siamo abituati a sentire uscite poco corrette su questa tragedia, ribatte il presidente dell'Associazione degli Esuli, Alessandro Cook. Invito tutti a ignorarle e andare a vedere questo film. Per la prima volta, dal punto di vista visivo, in una scena, si vede l'infoibamento, cioè si vedono le persone che vengono gettate nelle foibe. Qualcosa che abbiamo sempre sentito raccontare, abbiamo visto dei diagrammi, dei disegni, in una scena, devo dire, fatta molto bene, con grande efficacia e con grande veridicità, si vedono le persone che tragicamente vengono infoibate. Diffondere la memoria delle foibe, come quella della Shoah, è un nostro dovere civico, scandiscono invece dall'amministrazione comunale. Mi tengo distante da qualsiasi polemica, però io credo che negare o oscurare fatti accaduti sia un modo sbagliato e errato di far memoria. È nostro compito, è una responsabilità civile anche di fronte a dei rigurgiti di negazionismo a cui abbiamo assistito in questi giorni, ricordare perché le giovani generazioni capiscano, perché ormai non ci sono quasi più i testimoni in vita.